Non diciamo una tragedia annunciata, ma una tragedia che si poteva evitare e si doveva evitare. Se quella buca in Viale Emporium risulterà la vera e unica causa della tragica scomparsa di Marco Chiaramonti, saremo di fronte ad un gravissimo fatto di omissioni e menefreghismo. Omissioni dopo le innumerevoli segnalazioni e tanto menefreghismo per le pessime condizioni delle strade, di tutte le strade del centro e della periferia. Ovunque il rischio è dietro l'angolo. Siamo tutti in pericolo di vita, scrive Franco Castaldo su Grandangolo. Si è tanto ironizzato su Agrigento, capitale della cultura, forse perché qui la cultura, quella che rende una città civile, è lontana da noi, perché cultura è garantire ai cittadini condizioni di vita dignitose, soprattutto nelle periferie, dove anche lì transitare è un continuo pericolo tra buche e avvallamenti. Una situazione aggravata dai lavori per la rete idrica. Via Crispi è un esempio di come si è lavorato senza i dovuti controlli. Nessuno che abbia richiamato la ditta a ripristinare l'asfalto obbligandola a non rattoppare semplicemente. Dopo gli accertamenti dei carabinieri, la morte di Marco Chiaramonti passerà al vaglio della magistratura. La procura guidata dal dottor Di Leo sicuramente starà già lavorando per accertare la verità sulla tragedia e presto potremmo saperne di più. Intanto non si placa la reazione degli agrigentini sui social, tempestati di messaggi di cordoglio e di rabbia, e non sarà certo la proclamazione del lutto cittadino da parte del sindaco a far cambiare opinione alla gente su chi amministra la città a cuor leggero, incurante dei disastri che arreca ogni giorno con il suo disinteresse.